Il cartello sociale della provincia di Agrigento interviene questa volta sui tagli alla sanità, all'esame del governo regionale, le cui dimensioni il sistema sanitario siciliano, di per sé precario, non è assolutamente in grado di poter assorbire. La sanità pubblica, si legge nella nota del cartello sociale, che ricordiamo è formato oltre dai sindacati all'unità pastorale, basta misurare il grado di delusione e disaffezione dei siciliani nei confronti della politica, e negli ultimi mesi confermano che non è cambiato nulla rispetto alla precedente gestione, nonostante la presenza di una figura tecnica alla guida dell'assessorato. Purtroppo, continua la nota del cartello sociale, ci si continua a muovere a macchia di leopardo perché le mancate scelte strategiche lo permettono in questo quadro. Si collocano numerosi episodi di mala sanità che non servono certo a ricreare un clima di fiducia nell'opinione pubblica. Recarsi in ospedale, affermano i rappresentanti del cartello sociale, tra questi il rappresentante della Chiesa Don Mario Sorce, diventa un serio problema per il cittadino, specialmente se deve fare ricorso al pronto soccorso. Effettuare le visite specialistiche sono un miraggio per le lunghe liste di attesa e per motivi economici, e di conseguenza la prevenzione così importante è stata di fatto abbandonata, in particolare da parte degli anziani. Davanti a tale emergenza la politica tutta appare estremamente distratta. Il presidente della regione, subito dopo la sua elezione, si legge nella nota, aveva annunciato di voler dedicare particolare attenzione alle aree di emergenza territoriali per evitare lunghe attese, a volte in situazioni logistiche che mortificano la dignità umana. Ma le prospettive non sono per niente rose, eppure molti interventi finanziati col PNRR avrebbero potuto garantire la creazione di nuovi reparti di emergenza, oltre all'assunzione di personale. I concorsi per assumere nuovi medici vanno deserti. Negli ospedali di periferia in particolare, le cause di questo fenomeno sono molteplici. È urgente quindi porre rimedio al pauroso vuoto venutesi a creare in quelle figure sanitarie, numero chiuso nelle facoltà di medicina, pochi bandi per le specializzazioni, medici pagati in modo non sufficiente se paragonati al privato, pochi incentivi e tante responsabilità, a partire dai rischi legati allo sfogo di tanti cittadini esasperati per un servizio insufficiente contro il personale sanitario. Pur prendendo atto che il nuovo assessore si trova al lavoro da poco tempo, conclude la nota del cartello sociale, bisogna riconoscere che finora non si è avvertito nessun cambio di passo. Si apprende che l'assessorato si muove per operare un taglio di 120 milioni per coprire il buco che si è riscontrato nei conti della sanità siciliana. È una manovra inaccettabile, afferma il cartello sociale, che rischia di ripercuotersi sui servizi e assistenza al cittadino già insufficienti. Una manovra, insomma, che rischia di avere pesanti conseguenze in una realtà come quella agrigentina, e che, in vista del negoziato che interverrà tra Regione, ASP e aziende ospedaliere, ci spinge a chiedere un immediato incontro al commissario dell'ASP per conoscere nel merito quali modifiche intenderà apportare dal punto di vista finanziario e organizzativo, e in particolare se si intende procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato.